tornato. No, papà. Vediamo che essere mezzogiorno e 20. No, signore, l'orologio va avanti. L'orologio mio essere il cronometro, essere mezzogiorno e 20. Sarà il cronometro, ma va avanti. E vabbè, ma poi che differenza fa mezzogiorno e 10, mezzogiorno e 20, mezzogiorno e mezzo? Ma voi state pazziando? Vi pigliate per niente 10 minuti per uno che deve morire ad un orario fisso. Don Bosco, ma voi che vi sentite? Me ne sto andando, Filomena. Carolina, sta razziando. Carolina. Carolina, è tornato. E Filomena, dove sta? Sta nella camera degli ospiti, sta dormendo. Dorme? Eh sì, papà, l'ho fatta coricare io perché stanotte non ha dormito proprio. E che avete fatto? E che avete fatto? Avete fatto pace. Era l'ultima notte. Ah, è pure per questo che vi sentite un poco stanco stamattina. Ha fatto tanti giuramenti. Giuramenti. Ma uno questo che mi vorrà sempre bene e che tenerà sempre spento un lumino innanzi a tardi. Ma mo sta picciando. Chi l'ha picciato? Io, signor padrone. E beh, spegnilo subito. Subito. E portatelo fuori. Va bene. Arturo è tornato. No, papà. Speriamo che porti fuori notizie. Speriamo. Amico, guardate che arrivo! Marito mio, avevi ragione tu, ho solo sapere. E come faccio che passa in te, come faccio? Parti con me. Io mi sento un poco meglio. Ho detto che io mi sento un poco meglio. E io piangevo. Non si piange così, no? A me aspettate che amore. Filomena, io ti ho detto che mi sento un poco meglio. Ma che faccio? Tu tieni la faccia da un uomo, orecchie bianche con magari, il naso freddo. Ma quello è perché sta spaventando. L'avete chiamato, dottore? Dottore, fuori casa, non l'ho trovato. E correte, chiamate i luminari. Vado, Filomena, se permettete, io vado un pochino a fare colazione che sto digiuno stamattina. Andiamo così. Papà, papà, dove stai? Partenza. Che ti ha detto commendatore? È stato gentilissimo. Oh, veramente? Ha detto, per carità, fate accomodare vostro padre. È stato proprio un amico. Ma c'è tutto il posto più panoramico di tutto il cimitero. Adesso venite qua, devo fare il discorso del moribondo. Sorry. Fate presto. Siete pure fretta, vai! E piangete. Davanti al moribondo si piange. Non riesco neanche a parlare. Piangete, però mi accompagnate. Fate come vi dico io. Capito? Figli miei! Figli miei! Basta! Non ce la faccio a parlare! Fate qualche singhiotto, fai il singhiotto! Oh.
Che casa è? È una casa scasata! Una nave senza timone! Quando sarò morto, il timone ce l'avrai tu. Fai sposare tua sorella con chi ne struzzo. Poi, in quanto a tua madre, hai il dovere di non farle mancare nulla. Però se viene a battere cassa, tu rispondi più. Appena morto, mettetemi subito il vestito nero con la camicia bianca e scarpe quelle di vernice. Mi raccomando, non mi mettete sti paletti che mi fanno male ai gambe. Poi mi mettete in un fazzoletto, anzi due, non si sa mai, un raffreddore. Poi allo funerale non facite che subito si scioglie il corteo, no. Poi facetemi dire assai messe. Magari pigliate un breve, ci facete un forfè. Dunque, che si dice? Quando ci manca? Ci siamo. Quando ci manca? Mamma mia, meglio quanti manca? 10, Meno, 8, meno, 6. Giovanni, non mi conosco! Non ci vedo più. Ascolta voi! Aspetta, come dimmo? Come dire mezzo non siete sempre sincero, mi dovete dire l'ora fino alla fine. Essere ore 12:59. Oddio, Attendere per segnale ore 13. Meno 30. ma 30 cosa? Secondo. Oddio! Meno 20. Ma io non mi sento niente, sento solo una mano! Meno 10. Meno 5. Oddio! 4, 3, 2, 1. Ore 13. Avete detto a luna, vi state sbagliando.